Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano ragazzi, siamo alle ultime gare di aspettando MotoGP 2015, il mondiale a mio parere è un po' duro, eh. Siamo a 42 punti di distacco, ma la situazione è un po' disperata anche perché siamo penultimi in Spagna, mi sembra ultimi o penultimi, quindi qualificazione scandalosa e niente fiori, dobbiamo fare una rimonta della vita. Cerchiamo di puntare almeno al podio in questo mondiale e dopo con MotoGP 2015 vorrei spaccare il culo a tutti nella modalità. Vai ragazzi, andiamo. Vai. Vai Comendone. Concentration e andiamo pianino. Piano come, dai. Che non abbiamo lo smalto delle gare centrali. Vai Rossi, vai, vai, buono. Cerchiamo di recuperare. 11esimi siamo. 12esimi anzi. Tira fuori il gambino. Rossi si sta provando veramente con il cuore, ragazzi. C'è patatone. Sì, vabbè, ma basta però. Ma dai. Guarda che volo, guarda che roba. Basta, faccio due gare a video, mi sono rotti i coglioni. Ma vaffanculo, dai. Ritiro. Tanto non posso riavviare, Dio. Guarda, quarto, sì, ciao. Andata ragazzi, è andata. Che merda. Adesso vediamo quante gare fare perché mi sono rotti i coglioni. Cioè, non è possibile che ti buttano sempre fuori. Raga, siamo sotto il diluvio. Siamo fatti una qualificazione decente. 16esimi, vai. Guarda, sono incazzato nero. Cioè, ormai finiamo la serie. Facciamo tutte le gare, non solo video e basta. No, perché non sono mai caduto così tanto in vita mia. Vediamo se riusciamo a finire una gara. Dai, Kume. Parlo per i tuoi fans che ti vogliono bene. Guarda che Kume, ragazzi. Bravo Kume. 10th place. Mamma mia, ragazzi, il Kume finalmente sta facendo qualcosa di bello. Ecco. Sotto la pioggia, sotto il diluvio. Non è che ho sempre reso di più con la pioggia, però vabbè, lasciamo perdere. Va. Lasciamo proprio perdere. Occhio. Andiamo pianino. L'importante è cercare di finire la stagione con dignità. Dopo tutti questi ritiri. No, basta però, Dio. Basta. Che schifo. Mamma mia, che schifo, ragazzi. Ancora fuori mi hanno buttato. Bello giocare così. Niente, l'ultima parte ero primo, Fioi. Mamma mia che periodo di sfiga. Non so più cosa fare, Fioi. Mi ammazzano tutti. Allora, potevo vincerla questa. Potevo dare un senso alla stagione e chiudere almeno con dignità. Che vergogna. Mi devono sempre buttare fuori, ste merda. Non vedo l'ora che ci sia MotoGP 15, mamma mia quante rivincite che mi prendo. Dai, come, dai.
Sono comunque schifato, fioi. Avversari veramente... Buttatemi fuori ancora, dai. Merdacce. Almeno io non riavvio, però, merdoni che non siete altro. Computer della minchia. Dai come spinge, spinge che comunque la dignità del veneziano non andrà mai via. Che il computer fa le traiettorie tutte perfette, non sbagliano mai, veramente, cioè, è frustrante. Ti buttano fuori e loro non cadono mai, cioè. Questo gioco va tanto migliorato, eh. Però va bene, dai. Noi comunque non riavviamo. Guarda che bella rimonta che sto facendo di cuore proprio. Per voi la sto facendo perché vorrei già spaccare il joystick. E partire con i bestemmioni da chilo. Potevo vincere l'assist a gara. Vabbè. Meglio avere sfiga adesso dopo aver fortuna con MotoGP 15. Almeno finiamo con dignità questa gara. Facciamo le ultime due, le registriamo tutte, va fioi. Sesto posto. Solo per voi. Solo per voi, raga. Fanculo. Ho fatto 4 cadute in 4 gare. Nuovo record condominiale. Cioè, no, beh, non possiamo arrivare neanche terzi purtroppo. Ragazzi, indovinate da dove parto? Ultimo posto, ero secondo fino a 5 minuti dalla fine. Ho fatto i primi giri, bene, primo, secondo. Dopo mi superano tutti, non hanno più il tempo di fare il giro. Anche in Malesia, che è una delle mie gare strafavorite, rischio di non fare un cazzo. No, ma adesso rimonto, fiore. Ormai il come veramente... Devo dire che comunque ho staccato abbastanza la spina, sono sincero. Diciamo che poteva finire meglio, sta aspettando MotoGP 15, ma vabbè, dai, accontentiamoci. Non era neanche in programma questa serie, l'ho fatta perché tanti mi avevano chiesto MotoGP e allora ho detto dai. Però purtroppo sta finendo un po' di merda. Però lo sapete, io non riesco a riavviare, mi dà troppo fastidio. Quindi se cado, cazzi miei. C'è anche un po' di monsone malesiano, strano. Comunque devono sistemarlo tanto questo gioco, io spero che il 15 sarà più bello con... Perché così veramente fa un po' cagare. Diciamo che il 13 è stato molto molto più bello a mio parere. Ma questa è stata una delusione atroce. Infatti ho giocato solo quando ho fatto video a sto gioco, non ho mai giocato da solo, mai. E questo lo dice lunga insomma sulla bellezza del gioco, ecco. Il 13 è stato veramente bello, invece il 13 mi è piaciuto tantissimo, infatti l'abbiamo bruciato, cazzo. Ho fatto 60.000 video su quel gioco. Vabbè ragazzi. Purtroppo la milestone è una casa che sono sincero non mi è mai piaciuta, neanche VRC secondo me non è realistico, non c'è la pioggia, non c'è la neve, c'è solo per terra, non cade, non ci sono le tappe di notte, cioè ragazzi sono lacune non da poco a mio parere, però vabbè insomma. È una casa italiana, comunque ci hanno portato a MotoGP, sono contento, però non ci siamo. Tanto ottavo posto, dai pian pianino, cercando un po' di recuperare. Proprio per voi lo faccio ragazzi, perché se fosse per me avrei già chiuso tutto e starei giocando a qualcos'altro. Siamo quarti. Cazzo, Marquez settimo, sta rischiando, attenzione per il titolo, eh. No, speriamo almeno di vedere una lotta per il titolo. Bella, ha vinto il giro record di Rossi. Beh, la Malesia è una delle mie gare, fioi, cioè...
Poi se c'è tutti i bug che vuoi in Malesia comunque posso fare il risultato. Ok. Piano come. Ok. First class. Vediamo se riusciamo a salutare i nostri tifosi con una bella vittoria. Dai Kuma. Applicati Kuma, applicati. Maledetto Lorenzo. Brutto errore qua. Allora, almeno arrivare a podio. Non sento la moto agile, non la sento tranquilla, cioè non so come spiegarlo. È una sensazione probabilmente, ma questo è quanto però. C'è da dire che non giocavo a MotoGP da tantissimo comunque, però comunque dai, nella parte centrale l'ho vinte tutte. Ho vinto 7-8 gare stagionali, su 18 non sono poche, però tanti ritiri, tanti brutti piazzamenti. E purtroppo qua non cadono mai gli altri, non sbagliano mai. Sì, ecco, adesso Marquez è settimo, che è un evento, però. Comunque almeno il podio lo voglio. Niente, la moto è lenta, non capisco il perché. Marquez addirittura ottavo, boh. Certo che freno tanto prima, Sandwich come indiano, tipico sandwich. Bravo, come bravo. No? Niente, cioè non riesco a tenere la posizione. C'è da dire che con la pioggia vado sempre meglio comunque, in queste ultime gare. Dai, meno il podio però, cazzo, dai, Brad Pitt non per i coglioni. Rossi vuole finire bene la stagione, vaffanculo zanzare, scusate. Ok. Dai, almeno terzi. Camomillo secondo, maledetto Camomillo. Pare che era impossibile recuperare su Camomillo. Però. Dai, almeno ho fatto una buona gara, insomma. Stiamo zitti che adesso l'ultima culo mi arriverà a sbagliare. Dai, come provaci. No! Non ci credo. Non ci credo, mi sono salvato ma perdo il podio. Niente da fare. Niente da fare, Fioi. È proprio un momento così. È proprio un momento così. Quarto posto, evviva. Ma vaffanculo. Ah. Non ho parole, Fioi. Tutto male, va. Sì. Dai. Ragazzi, andiamo per l'ultima possibilità di andare nel Q2, è pazzesco, veramente. C'è una sfiga dopo l'altra. Sono andato terzo nel Q1, però almeno dai chiudiamo con una buona qualifica e vediamo di salutare al meglio questa serie aspettando MotoGP 15 che è cominciata discretamente, proseguita alla grande ma finita veramente di merda. Infatti in un video ho fatto 1000 gare perché a questo punto ho capito che non c'era più, non era più area di continuare a fare una gara video perché ho visto che la situazione era precipitata.
D'altronde non usando i flashback così, ragazzi, con 3 giri poi la faccenda è così. Anche Valencia è una gara positiva per me di solito. Qua ho vinto tanti mondiali nella mia carriera con MotoGP 13, 14, cioè anche col 14. Speriamo che MotoGP 15 ci possa dare tante soddisfazioni. Certo il 13 cioè, abbiamo vinto tanti trofei con il 13, eh. Bravo Kuma. Mi stai piacendo Kuma. Sesta posizione, dai, manca ancora 2 giri. Vediamo se riusciamo a finire con un podio almeno. Ciao l'autista. C'è la sfida con l'autista giro record per Rossi il potenziale. Cioè, vedi, ma perché dopo in gara? Cioè, boh, vabbè. Non concepisco ste robe, cioè, non le concepisco, Beppe. Proprio non le concepisco. Occhio. Peccato veramente, però meritava almeno il podio in questa stagione, cazzo. Ho fatto veramente delle belle vittorie, però questa è la MotoGP, ragazzi. Occhio, Kume. Beh, siamo vicini ai primi. Il podio è alla nostra portata. Un po' di sgommate. Guarda Camomillo, ragazzi. Ha avuto un bel culo Camomillo arrivare terzo. Giro record del Magnifico. E stavolta non ha fatto il giro record. Dai, siamo al final lap, cazzo, abbiamo perso all'ultima curva al terzo posto in Malesia. Vediamo se riusciamo a prendercelo qua. Guarda che bella lotta anche tra i primi di là, guarda che bello. Occhio. E siamo terzi. Bella rimonta qua di Veneziano, onestamente. Dai che possiamo finire bene. Io non riesco a portarmi sfiga anche stavolta. La mia idea era quella di fare 3 gare, invece le ho fatte tutte perché i ritiri iniziali mi hanno veramente scazzato le palle. Ok raga, un buon terzo posto. Chiudiamo benino la stagione. Tanti rimpianti per Rossi, peccato. Non si può sempre vincere, lo sapete che io non amo vincere sempre. Certo, 4 ritiri in 3 gare non è proprio il massimo, però va bene. Finisce la stagione. Sì, a popolarsi, abbiamo chiuso con 230 punti. Dai, peccato, ma veramente non è stato nulla da fare. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ci ribecchiamo su MotoGP 15 che uscirà penso a giugno, quindi tra tipo metà giugno. Ciao!